dato di chiesa, il governo regionale e i rappresentanti dell'Assemblea regionale. Certo non è gradevole parlare male degli altri, credo non sia responsabilità nostra. Io svolgerò 7 previste. Parlando Franco Piero. Io credo che l'attuazione del federalismo, secondo quanto previsto dai costituenti, abbia assunto al nostro paese un carattere sostanzialmente dissociato. E questo carattere dissociato è indotto dalla prevalenza politica sostanzialmente della Lega Nord, che ha chiesto e ottenuto di avere subito dei risultati da spendere sul mercato della comunicazione e della legislazione. Così è stato per il federalismo demaniale, che non era previsto fosse il primo decreto, ed è stato così anche per il federalismo fiscale. Pensiamo, come è stato anche qui ricordato da Sant'Andò, che il federalismo fiscale si fa prima dell'attuazione del cosiddetto federalismo amministrativo, cioè era più logico che prima si determinassero le funzioni e poi si stabilissero le risorse. Ed anche detta la definizione della nuova governance che il titolo quinto richiede, che di cui comunque il Senato federale è uno degli aspetti importanti. La seconda considerazione: qualcuno, e tra questi anche il Presidente della Regione Lombardia Formigoni, ha detto che il recente decreto emanato dal governo, quello sulla manovra, che va ricordato, per il 60% incide sulle autonomie locali, regione e enti locali, mette sostanzialmente in crisi la stessa nazionalità fiscale. Di certo c'è che, anche a seguito di questa manovra, tramonta un po' l'idea che dal federalismo fiscale tutti avranno qualcosa in più, che era una delle idee che venivano abbondantemente propagandate. Temo però che il tema vero sia un altro, quello cioè che è in atto nel Paese, e questa manovra con queste caratteristiche secondo me segna un punto in questa direzione, una sorta di secessione non dichiarata, che è cosa ben diversa dal federalismo, in cui si sta ulteriormente divaricando la distanza tra le regioni del nord e le regioni del sud, anche in termini di quantità e qualità dei servizi erogati ai cittadini. E il governo nazionale, e le varie strategie adottate, le manovre conseguenti, credo che abbia contribuito in maniera significativa a questa divaricazione, che è ancora più grave dentro una crisi economica pesante che sta, nei fatti ha già profondamente destrutturato l'apparato produttivo del sud e anche della Sicilia. Terza considerazione: io considero tutto sommato accettabile la legge 42, quella sul federalismo fiscale. Certo, non possono vedere anche le criticità e i rischi che, tra virgolette, possono venire fuori. Credo però che per quanto ci riguarda sia piuttosto un'inefficienza l'arretratezza del sistema regione-Sicilia, che amplifica i rischi derivanti dal federalismo fiscale. E io invece considero una occasione per una profonda riforma della regione, che inevitabilmente sarà costretta a fare i conti con se stessa se non vuole perire. A cominciare proprio dal cosiddetto federalismo interno, che io considero la madre di tutte le riforme in Sicilia. Parliamoci chiaro: per la regione siciliana non esiste il titolo quinto, la riforma del titolo quinto della Costituzione. Non esiste. Non esiste sia nella versione delle maggiori facoltà che potrebbe utilizzare la regione, che ci sono, dissento in questo da Pierluigi Manza. Non è vero che lo statuto è comunque superiore, non è vero per niente. Ci sono